Se i comuni dicono di no e noi dobbiamo sistemarli, perché io e i miei colleghi non li possiamo lasciare per strada, perché se no i problemi diventano devastanti. Quindi se i comuni dicono di no, noi li sistemiamo dove troviamo posto. Quindi il comune che dice di no e che ne potrebbe ricevere 15-20, se noi in quel comune ne troviamo 80 gliene mandiamo 80, perché non possiamo fare altrimenti. Irremovibile il prefetto di Venezia Domenico Cuttaia alla riunione richiesta dal governatore Luca Zaia sull'emergenza profughi. Gli immigrati attualmente accolti nella regione Veneto sono 3.858, secondo le quote stabilite dal governo ne dovranno arrivare altri 1.144. Non la pensa così il presidente della regione, che ribadisce il suo no, no e poi no. Le do solo un dato: su 579 comuni solo 5, forse 4, hanno dato disponibilità a ricevere qualche immigrato. Quindi penso che la comunità di sindaci debba essere difesa fino in fondo e in questo momento non siamo in grado di coordinare alcuna azione. Ricordiamoci che degli immigrati che abbiamo in Veneto 42.000 sono senza lavoro. Domani a Vicenza incontrerò il presidente Mattarella, annuncia Zaia, e gli ribadirò quello che ho già detto a Renzi: il Veneto ha già dato. Sulla stessa linea la stragrande maggioranza dei primi cittadini, tra cui il sindaco di Verona Flavio Tosi, che sollecita il piano B del premier Renzi e del responsabile nazionale dell'emergenza Mario Morcone. Del resto, ricorda, non è altro che la mia proposta di 2 mesi fa. Il cosiddetto piano B, che è quello di dare permesso umanitario a tutti e quindi libera circolazione in Europa per tutti. E ha detto che teoricamente è percorribile e che però è una decisione molto forte da parte del governo se venisse adottata, perché questo dice che creerebbe un contrasto fortissimo con gli altri paesi dell'Unione Europea. Anche se noi auspichiamo che comunque sia quella la strada, perché non ce ne sono altre, visto che l'Europa se ne frega. Una posizione che Zaia ribadirà mercoledì pomeriggio all'incontro col ministro dell'Interno Angelino Alfano. In questo momento noi dobbiamo prendere atto che Schengen è sospeso, ma dagli altri. Dalla Francia, che non fa più entrare nessuno, dall'Austria, che ha ripristinato le frontiere su Tarvisio, andate a vedere i controlli che fanno sui furgoni e sulle auto, e da tutto quello che sta accadendo. Abbiamo 10 paesi europei che si rifiutano di ricevere qualsiasi immigrato che arrivi dall'Italia.